tutti, è finalmente arrivata l'Escape. Sono andata a ritirarla sabato scorso, ho fatto un po' di rodaggio, 300 km circa, e prima di andare a fare un giro magari ve la presento un attimo. È una moto da enduro, semi-enduro, ha la ruota davanti da 19 pollici, quella dietro da 17, freni Brembo, quindi davanti e dietro, la forcella davanti della Marzocchi, quella dietro Kayaba. Lo sviluppo, la progettazione è stata fatta in Italia, la motomorini è stata acquisita da un gruppo cinese, mi pare Zongneng, e quindi l'assemblaggio e la produzione poi viene fatta in Cina. Arrivano qui alcune con la ruota davanti, alcune senza, poi le assembla il concessionario. E una cosa interessante è che il manuale vi viene dato tramite una chiavetta argentata con lo stemma Morini, che è molto carina. Il concessionario mi ha fatto 3 anni di garanzia e assistenza stradale. Penso che sia una moto fantastica per chi come me va spesso in montagna. Io ogni tanto vado sul Montello, salite, discese. Ecco, con il 4 cilindri avevo il problema che magari dovevo tenere le marce basse e faceva tanto rumore per niente, quindi a 50 all'ora si girava la gente, sembrava che stesse andando in pista. Col bicilindrico e con questo in particolare non c'è quel problema, perché anche sulle pendenze ripide terza barra seconda lei tiene tranquillamente, e quindi è più guarda amici in moto lì, e quindi è più specifica anche secondo me per la montagna. Un'altra nota positiva sono le gomme della Pirelli, un nome complicato, Pirelli Scorpion Rally STR. Allora, fatalità, il casco l'ho preso nel 2017 e ha gli stessi colori, e anche la giacca della danese, eccola lì in tutto il suo splendore. Di video con la Escape bianca ne ho visti pochi sinceramente, e quindi ci tenevo insomma a fare una prima presentazione. Ecco, il bauletto bisognerebbe fare una storia a sé. È un bauletto della Shad SH33, quindi non è enorme, per 2 motivi. Uno, che non rovina l'estetica della moto, ed è montato sulla piastra, la piastra originale montata direttamente sul portapacchi. La marmitta è carina, adesso vi accendo il motore, qualche dettaglio lì, collettori, da sotto si può mettere anche il paracoppa in alluminio. Ecco, questa mi piace tantissimo, questa prospettiva qui, così dall'alto, ha proprio una forma futuristica. Accendo la moto, vi faccio sentire il suono. Ecco, sentite lo sfiato, bellissimo. Dopo questa breve presentazione andiamo a fare un giro e vediamo come si comporta su strada. Ecco, qui purtroppo abbiamo perso l'audio della DJI, nel senso che della Action Cam ho un regolatore di volume analogico, perché altrimenti il microfono il volume sarebbe troppo alto, e qualcosa è andato storto, l'ho regolato male, ho si è staccato il cavo, l'audio della videocamera è piatto. Quindi per fortuna avevo il microfono esterno per registrare i rumori ambientali, e quindi si sente soltanto, ecco, l'audio della moto e dell'ambiente. Non ci sono tutte le impressioni che avevo
stessa cosa.
qui è finita la batteria in sostanza del microfono, lo Zoom H1 e niente, comunque anche la Action Cam si sarebbe scaricata dopo pochi minuti. Torniamo al parcheggio per le conclusioni. Ecco, quindi spero che questa presentazione vi sia piaciuta e io la consiglio a tutti perché è una moto fantastica. Adesso costa 7.490 con i cerchi a raggi, altrimenti 7.000 mi sembra 190 con i cerchi in lega, però secondo me vale la pena di averla a raggi per fare un po' di fuoristrada volendo. Se il video vi è piaciuto mettete pure un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per vedere i video successivi. Grazie a tutti e ciao e alla prossima.